Doppio appuntamento alla Libreria Moderna di San Donà di Piave questa sera per la presentazione dell'ultimo libro del presidente della regione Luca Zaia, I pessimisti non fanno fortuna. 9 capitoli dove l'autore si racconta, per recuperare attraverso i ricordi, lo slancio di un paese in cui mai è mancata la forza per guardare il futuro con ottimismo, anche nei momenti peggiori. Questi capitoli non danno vita a un libro che è autobiografico, ma diciamo, alcuni aneddoti personali, alcuni pensieri, alcuni ricordi servono solo ad accompagnare il lettore rispetto a quello che poi sarà la narrazione dell'argomento del capitolo, quindi si parlerà di giovani, di guerra, di migrazione, di pari opportunità, di diritti civili, di fine vita, di sprechi alimentari, di ambiente e molto altro ancora. Nella sua ultima pubblicazione, che segue di quasi un anno Ragioniamoci sopra dalla pandemia all'autonomia, Zaia ha fotografato l'Italia più attuale, sottolineando il particolare momento storico funestato da due cigni neri, la pandemia e lo scoppio della guerra, e nelle pagine un occhio di riguardo rivolto ai giovani. Questo titolo, I pessimisti non fanno fortuna, vuole anche interrompere questa narrazione negativa. Questo è un paese che va in malora, gestito da Lazzaroni e dove non c'è mai futuro. La verità è che dobbiamo parlare ai giovani invece dando un segnale di positività. I giovani di oggi sono assolutamente in gamba, non è vero questa narrazione del fatto che non hanno voglia di lavorare, non hanno voglia di applicarsi, perché io incontro quotidianamente ragazzi che sono veramente in gamba, molto più bravi di noi quando eravamo giovani. Per lei i pessimisti chi sono? Ma guardi, il problema è che noi nell'indole umana tendiamo a vedere magari nero, no? Cioè si dice, vabbè, ma tu sei ottimista o pessimista? La verità è che davanti a un problema ci si pone con due atteggiamenti, pensando che comunque si supererà, oppure l'altro atteggiamento potrebbe essere quello di dire, ma non ce la farò mai. Churchill diceva che l'ottimista è colui che passa da un fallimento all'altro, ma direi proprio di no, nel senso che capita nella vita che ci siano, diciamo, dei momenti di difficoltà, però alla fin fine la storia della nostra comunità è quella di gente che veramente ci ha creduto, determinata e ne è venuta fuori. Si pensi ai flussi migratori, a cosa hanno fatto i veneti dai migranti, e poi ovviamente sono comunque riusciti a riscattarsi rispetto al punto di partenza.